Carabinieri si inerpica lungo le strade tortuose dei luoghi più impervi della provincia di Belluno. A bordo c'è la pattuglia chiamata a servire i cittadini, soprattutto gli anziani che vivono isolati e che attualmente mancano all'appello della campagna vaccinale. Questa iniziativa parte ed è dettata dalle caratteristiche tipiche della provincia di Belluno, una grande estensione territoriale e una bassissima densità abitativa. Confrontandoci con la direzione sanitaria si è evinto che era proprio difficile arrivare a un contatto con queste persone e portarle a conoscenza della necessità della vaccinazione. Il comando provinciale di Belluno, primo in Italia, presente con 25 stazioni, ha così offerto il proprio supporto all'azienda sanitaria per la compilazione del modulo di prenotazione online direttamente in caserma o a domicilio. Le nostre caserme saranno aperte per queste persone che hanno necessità di un ausilio, soprattutto informatico in molti casi, e abbiamo anche pensato di predisporre un servizio porta a porta per quelle persone che hanno proprio la materiale difficoltà a recarsi presso i nostri comandi. Un'iniziativa lodevole che permetterà all'Ulse Dolomiti, con la collaborazione dei comuni e delle associazioni di volontariato, di raggiungere la totalità degli over 80 e delle persone vulnerabili. Vorremmo raggiungere veramente tutti nel più breve tempo possibile. Speriamo di avere quelle dosi di vaccino che ci consentano di aprire velocemente e di concludere questa fascia di età, che è sicuramente quella più fragile, sulla quale abbiamo lavorato già da tante settimane. L'iniziativa ha ricevuto il plauso del presidente Zaia. Mi auguro, ha detto, che questa esperienza sia esportata anche altrove e sia coronata dal successo che merita.